Tutto pronto o quasi, calcio d'inizio che sarà battuto dalla formazione ospite in maglia viola. Attaccherà da destra a sinistra dei vostri schermi in questo primo tempo, partiti da qualche secondo col primo possesso della Lusitana. Duro, Magrini, Fernandez. Magrini e Fernandez entrambi rientrati dopo la squalifica per l'espulsione a Monte San Giovanni. Primo corner del match in favore della Fabbrica di Roma, del Real Fabbrica di Roma. C'è stata una deviazione ancora dalla bandierina Fabrizi, che alza la sfera fuori dall'area di rigore, dove arriva la conclusione del numero 10 De Angelis. Mancino che non ha trovato la porta, difesa da Ricci. Può ripartire da dietro la Lusitana, lo fa con Magrini che gioca corto per Apicella. Duro, in verticale, pallone che arriva dalle parti di Fernandez, il quale può controllare, spara alla porta, si gira, aspetta il rimorchio di un compagno, arriva Magrini che va a giocare all'indietro con Apicella, corto per Duro, ancora Fernandez, prova a girarsi il 5, finisce però il campo, pallone che supera la linea laterale e rimessa per il Real Fabbrica, che potrà andare dunque a battere la rimessa alla propria metà campo. Pallone già giocato con Bartolucci che ricomincia da De Angelis, pallone sulla sinistra, all'indietro ancora per il 10 che controlla, alza la testa, va ad allargare dove c'è un contrasto, fallo di Apicella, calcio di punizione. Bene Michael, Benedetti. Benedetti. Noi ne abbiamo fatto fallo. La rincorsa di Fabrizi, 2 in barriera per Ricci, pallone dentro l'area, la sfera passa e i padroni di casa vicinissimi al vantaggio. Fernandez attaccato, rimessa laterale, la Lusitana ha già rischiato di andare sotto con questo calcio di punizione. Ora Fernandez attaccato, rimessa laterale per la Lusitana. Magrini, Duro, Magrini in verticale, Fernandez non può arrivare su questa sfera, De Angelis scopre. Laterale ancora per i padroni di casa. Lusitana chiusa nei propri 20 metri. De Angelis a tu per tu con Duro. Pallone in verticale dove prova a girarsi il numero 6 Stefanelli. Conclusione che Ricci riesce a bloccare. Riparte giocando corto il numero 1, la Lusitana non riesce però a uscire. Il suggerimento in verticale di Apicella si spegne in fallo laterale. Bartolucci va a battere la rimessa, De Angelis trova Fabrizi che non riesce a controllare, laterale per la Lusitana, Magrini sbaglia il tocco, Magrini, possibilità allora per concludere per Bartolucci che sigla l'1-0 per il Real Fabbrica dopo appena 4 minuti di gioco. Apicella, Fernandez, Magrini alza in verticale, Fernandez col petto, prova a girarsi, De Angelis copre bene, poi Fabrizi mette in fallo laterale, ma l'ultimo tocco è stato di Apicella probabilmente, rimessa laterale in favore del Real Fabbrica in vantaggio
da circa 40 secondi grazie al gol del numero 7 Bartolucci su un'ingenuità di Magrini. Ora può ripartire Duro, 2 su di lui, non riesce a calciare il numero 11, perdono. Ancora laterale. Fabrizi alza la sfera dall'altro lato dove c'è il controllo e la conclusione col destro. Ricci chiude in calcio d'angolo. Pallone corto ancora, un'altra deviazione, sarà ancora calcio d'angolo. Ne ha collezionati già 4 il Real Fabrica. Fabrizi sul punto di battuta, pallone alzato ancora lì indietro, controlla e calcia Stefanelli, sfera che non trova lo specchio della porta. Fernandez attaccato, gioca in orizzontale con Duro, Apicella, Magrini, posizionato il Real Fabrica, Ricci allontana, in fallo laterale Real Fabrica che sembra aver preso il controllo della gara. De Angelis prova il varco in verticale, Bartolucci non controlla, sfera in fallo laterale. Fernandez, Apicella voleva un fallo non visto dal direttore di gara. De Angelis va sul mancino, tocca corto per un compagno, pallone in orizzontale per Stefanelli che gioca a lungolinea con un compagno, il pallone di ritorno, la sfera sul secondo palo, vicinissimo al gol Fabrizi. Non Fabrizi ma proprio Bartolucci era andato vicinissimo al raddoppio per il Real Fabrica al termine di una ottima azione col pallone sul secondo palo. Ricci era battuto, Bartolucci non ha trovato la doppietta e il raddoppio. Bartolucci, pallone dentro, c'è un tocco di Duro, sarà calcio di punizione. Rincorsa di Stefanelli, Fabrizi si gira, tocca per il 6, Ricci para. Pallone in verticale, il colpo di testa con Apicella che aveva perso la marcatura. Stefanelli di testa vicino al 2-0, Ricci in avanti con le mani. Fernandez toccato duro, calcio di punizione in favore della Lusitana. La rincorsa di Tagliaboschi che va col destro, una deviazione, sfera sul fondo. Fernandez tocca ancora per Tagliaboschi, non c'è nessuna deviazione come vorrebbe invece il 7. Dal fondo potrà andare Sacripanti che gioca con De Angelis. Senza fretta il 10. Verticalizzazione improvvisa, Duro intercetta, sfera ancora
per il Real Fabrica. Apicella prova a mettere in movimento Fernandez che conquista una rimessa con le laterale. Duro prova a liberare il destro. Conclusione molto distante dai pali della porta. Difesa da Sacripanti, numero 22, che va a rimettere in gioco con le mani per Fabrizi, De Angelis. Guadagna la rimessa laterale. Lo stesso numero 10 alla battuta, tocco per Fabrizi che allarga sulla destra, riesce a chiudersi la Lusitana. Magrini. Duro sbaglia il tocco, non riesce a uscire la formazione ospite, laterale ancora per il Real Fabrica. Conquista la sfera Fernandez che può andare, aspetta il supporto di un compagno, tocca per Duno orizzontale, arriva un avversario a cercare di sottrargli la sfera, commette però fallo. Secondo fallo anche per il Real Fabrica. Campanelli prende il posto di Fernandez. Con Tagliaboschi e Duro a colloquio per la battuta di questo calcio di punizione. Dentro bene, fermi, fermo DC. Si allontana Tagliaboschi, vedremo se andrà in porta Duro. Fermi, Va Duro sul muro avversario, poi Tagliaboschi con la punta, sul fondo il suo tentativo. Stefanelli col mancino, Ricci in qualche modo, poi ha atterrato un uomo ma si continua a giocare, Campanelli può andare 3 contro 2 per la Lusitana, pallone sulla sinistra, Duro non controlla, poteva essere una grande azione di contropiede, direttore di gara che ferma momentaneamente il gioco perché ha qualcosa da dire alla panchina della squadra di casa che si è alterata dopo il dubbio contatto nell'area di rigore della Lusitana. Tutto regolare per il direttore di gara Campanelli a riconquistare la sfera. Vicino a lui c'è Duro che chiude il triangolo con l'8. La chiusura ancora di De Angelis, laterale in favore della Lusitana. Magrini gioca con Tagliaboschi, ancora Magrini attaccato dall'altro numero 6. Tagliaboschi in verticale trova Campanelli che può andare. De Angelis con esperienza, senza fallo, impedisce al numero 8 di arrivare sulla sfera. Sbaglia Fabrizi, laterale per la Lusitana. Magrini gioca ancora con Duro, in verticale, la chiusura, fallo laterale. Pallone in verticale per Campanelli che prova a controllare, va giù, tutto regolare. Si gioca con la ripartenza del Real Fabrica, c'è poi un fallo commesso da Magrini, sarà calcio di punizione per i padroni di casa. Terzo fallo per la Lusitana. Al quarto d'ora Bartolucci attaccato, ultimo tocco di Campanelli in fallo laterale, la battuta che favorisce De Angelis che va col mancino sul fondo, il mancino del numero 10. L'ha toccata Ricci, sarà corner dunque in favore dei padroni di casa, battuto corto, De Angelis
a concludere. Ancora calcio d'angolo. Ancora il tocco per De Angelis che stavolta va a servire il compagno, precisamente Fabrizi. Si rimane nella metà campo della Lusitana con la rimessa laterale per il Real Fabrica, la battuta corta per il destro di Stefanelli, pallone sul secondo palo che diventa buono per Fabrizi ed è il raddoppio del Real Fabrica al quarto d'ora. Leone, partita in salita per la Lusitana, Campanelli prova ad andare, chiuso in fallo laterale. Leone gioca con Rossini, sfera riconquistata da Real Fabrica, pallone in verticale dove può andare Bartolucci, dall'altra parte arriva la sfera per la conclusione di Tommaso che non può sbagliare a tu per tu con Ricci. 3-0, 1-2 fulminante, 15° e 16°. Bravi ragazzi! Dai! Ricci in verticale, la sfera passa. Sacripanti andrà dal fondo. 3-0. Leone, Campanelli non riesce a controllare Bartolucci. Non c'è il tocco di Tucci. Non controlla il numero 4 regalando una rimessa laterale alla Lusitana, ma la formazione ospite non riesce a concretizzare questa opportunità. Può ripartire allora il Real Fabrica. Lo scarico, poi il pallone in verticale, la sfera passa, Tagliaboschi copre su Di Tommaso. Leone, Campanelli attaccato, commette fallo il numero 4 Tucci. 3 pari il conto dei falli. Presidente, Roberto! Tagliaboschi. Leone attaccato, va a giocare in verticale con Campanelli che allarga per Rossini. Il suggerimento verticale di Rossini, la chiusura di Bartolucci, laterale per la Lusitana con Leone sul punto di battuta, gioca all'indietro verso Tagliaboschi. Rossini a cercare Campanelli, chiuso però tra le maglie bianche. Tucci, Bartolucci in verticale, di Tommaso controlla, Tagliaboschi commette fallo, quarto fallo della Lusitana. Bartolucci in verticale, 1-2 che si chiude, il mancino di Bartolucci sul fondo. Rossini, Leone, Campanelli, Tagliaboschi, si va a vedere centralmente Rossini che lascia scorrere, ma Leone dall'altro lato non c'è, era in posizione più arretrata il numero 2, anche perché si era scoperta la Lusitana, era rimasto a coprire Leone. Eccolo, appoggio, arriva, Tucci alza la sfera in avanti. Leone prova a sottrarre il pallone a Stefanelli. Alla fine guadagna la rimessa laterale il Real Fabrica che rimane nella metà campo avversaria. Sta per scoccare il 20° minuto. 3-0 per i padroni di casa.
in pieno controllo della gara in questo momento. Pallone all'indietro, la conclusione, sfera che rimane nei pressi della linea di porta. Alla fine sarà calcio d'angolo. Stefanelli col mancino, deviato in corner. Pallone all'indietro, arriva la conclusione di Tommaso che calcia poi addosso un avversario. Tucci col mancino, un'altra deviazione, sarà calcio d'angolo. Pallone all'indietro, fuori misura per Tucci, costretto a scaricare da Sacripanti. Va lungo il 22, sfera troppo alta per Stefanelli. Torna in campo duro della Lusitana, va a ricevere proprio ora il numero 11, anticipato però da Stefanelli che va col destro. Ricci, sfera che diventa buona per Di Tommaso che sigla la doppietta personale e fa 4-0 per il Real Fabrica di Roma dopo 21 minuti di questo primo tempo. Leone in verticale, pallone chiuso, può andare il 7 Bartolucci, chiusura su di lui, poi va a riprendersi la sfera. Pieno controllo della gara per il Real Fabrica. Tucci, dai appoggio Mirko! laterale conquistata da Leone che va a giocare con duro. Campanelli, si fa vedere Rossini che controlla la spalla alla porta, si gira il 4, cerca il suggerimento in verticale, chiuso, può ripartire ancora il Real Fabrica 2 contro 1, pallone sul secondo palo, Ricci in uscita, riesce a intervenire. Poi Campanelli si prende la rimessa laterale che Duro va a battere. Passi, Luca. Direttore di gara che ha qualcosa da dire a Tucci. Un richiamo verbale per il numero 4. Duro cerca Leone, l'uscita di Sacripanti in anticipo. Poi Tucci in verticale guadagna la rimessa laterale. Chiusura di Fernandez. Leone riconquista la sfera, torna su di lui Di Tommaso. Il fallo è del calciatore del Real Fabrica. Calcio di punizione per la Lusitana. Ora hanno anche qualcosa da dirsi il 2 ospite e il 13 della squadra di casa. Si riprende col calcio di punizione. Perdiamo la testa, non ci serve. Magrini, Adesso Marco, chiudi il centro di più. Duro, pallone in verticale, toccato da un avversario comodo per Sacripanti. Bartolucci, Tucci in verticale, non controlla il numero 11. Duro. Fernandez non arriva sul tocco di Magrini. Pallone lungo di Sacripanti, Ricci blocca in due tempi, poi va da Duro. In verticale per Fernandez, finisce giù il 5, è tutto regolare, la rimessa sarà per il Real Fabrica, già battuta da Tuccia, all'indietro per Sacripanti, alza la testa il 22, gioca corto col 4, Fernandez su di lui, in fallo laterale, 25 quasi sul cronometro, pallone in verticale, Magrini in anticipo, sfera che rimane ancora però tra i piedi dei calciatori del Real Fabrica con la conclusione da parte del numero 11, doppia deviazione e calcio d'angolo.
Corner battuto all'indietro, scontro in area di rigore, non viene interrotto il gioco, Fernandez ha le mani sul volto, arriva ora il fischio dell'arbitro. Tutto a posto per il numero 5 della Lusitana, gioco che è stato interrotto solo per sincerarsi delle condizioni di Fernandez, non perché è stata segnalata qualche irregolarità. Si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Real Fabrica, il tocco corto per la conclusione di Di Tommaso, deviazione ancora, calcio d'angolo, ne ha collezionati tantissimi la formazione bianca-azzurra in questo primo tempo. Battuto ancora corto il pallone, riconquista la sfera della Lusitana, può andare Duro, dall'altra parte c'è un compagno, Duro va in porta, Sacripanti ci mette i piedi. Duro Andiamo l'uomo. prova a giocare in verticale, Tucci, Magrini in anticipo di testa, Lucchetti copre la sfera, arriva il time out per Real Fabrica, gara che si sta innervosendo. Arbitro a colloquio con Lucchetti e Apicella, i due capitani, gara che si è innervosita negli ultimi minuti. Non è stato ancora estratto nessun cartellino, però qualche parola di troppo è stata detta da ambo le parti. Il direttore di gara, che nel tentativo di tenere sotto controllo il match ha voluto scambiare una parola con i due capitani, è ripreso il gioco con Magrini che subisce un fallo. È il quinto fallo del Real Fabrica. 27 sul cronometro, Magrini, Duro, Fernandez, Campanelli, Duro, Solo specchio. Vai Marco. Magrini, Lascia Marco. Buona. Campanelli, Real Fabrica nei propri 20 metri, Duro prova a giocare in verticale, ribattuto il suo tentativo, pallone ancora per la Lusitana con Campanelli, all'indietro per Magrini, Duro, Fernandez guadagna il centro del campo, Duro, un dribbling, poi il destro addosso a Lucchetti, fallo laterale. Campanelli a giocare con Magrini, alza la sfera il 6, Fernandez mette giù, prova a girarsi, il numero 5 calcia col destro, trova una deviazione, sarà calcio d'angolo per la Lusitana. Il destro di Campanelli murato, Fernandez insiste ma non riesce a riconquistare la sfera, può ripartire il Real Fabrica, vorrebbe un fallo Lucchetti ma si continua a giocare. Duro, Magrini, Campanelli, Duro, Fernandez va a scaricare, c'è il tocco su Fernandez, sarà tiro libero per la Lusitana. Mancano 3 secondi. 3. Pronti sulla ribattuta. Campanelli contro Sacripanti, va Campanelli e Sacripanti mette in calcio d'angolo. Pallone in verticale, Ricci controlla Fernandez, va via Fernandez, calcia col destro, Sacripanti respinge, Fabrizio allontana poi definitivamente, manca il colpo di testa Magrini e arriva il doppio fischio da parte del direttore di gara. 4-0 al termine del primo tempo tra Real Fabrica di Roma e Lusitana. Può ripartire il secondo tempo
Parziale di 4-0 per i padroni di casa. Nella Lusitana fa il suo ingresso in campo Simone Fonti. Primo possesso della ripresa per il Real Fabrica, che ora va a ricominciare da Sacripanti. Pallone in verticale, ancora Ricci, si salva, sfera ancora buona Ricci, 2 volte, riesce a bloccare. Duro. Trova il pallone in verticale per Campanelli. Sacripanti para. Bravo Alessio, grande Simo, così Simo. Bravo Simo. Imbeccato a tu per tu col portiere avversario, non è riuscito a concludere a rete Campanelli. Ora Fonti copre la sfera, va a scaricare per Magrini. Corto per Campanelli, ancora Magrini, allarga per Duro. La chiusura di De Angelis in fallo laterale. Scambio corto tra Campanelli e Magrini, poi il save in verticale, Fonti controlla, non calcia, pallone per Campanelli e la deviazione coi piedi di Sacripanti in corner. Dentro Ale, palo. Corner battuto, sfera sul secondo palo, Duro non trova la deviazione vincente. Raga, così, dai Ale. Grande Simo. Occhio sinistra, largo Alessio. Simo, spalle. Pallone largo, superato Duro, poi Magrini interviene. Bartolucci attacca Campanelli che riesce a giocare all'indietro con Fonti. Magrini alza la sfera, Duro mette giù col destro, l'1 contro 1 con De Angelis, arriva il raddoppio su di lui. Scarico per Campanelli. Magrini. Fonti. Prova ad andare via Fonti. Fabrizi lo chiude in fallo laterale. Magrini alla battuta, corto per Fonti che calcia, murato da un avversario, può ripartire il Real Fabrica. Pallone sulla sinistra per Bartolucci, all'1 contro 1 con Campanelli, prova a calciare Bartolucci. Campanelli lo chiude, sarà laterale per i padroni di casa. De Angelis. Stefanelli, non si intendono il 10 e il 6, ma la sfera è ancora per il Real Fabrica. Bartolucci dall'altra parte trova un compagno, il diagonale deviato in corner. Pallone all'indietro, sfera all'interno dell'area di rigore, riesce a uscire la Lusitana, Duro può andare, Duro con la punta, i piedi ancora di Sacripanti in calcio d'angolo. Duro all'indietro, Magrini controlla, calcia con la punta, raso terra, fin di palo che termina di poco sul fondo. Bartolucci, De Angelis, ancora il 7, non controlla, laterale per la Lusitana che vuole alzare il proprio baricentro. Fonti. Il pressing della Lusitana costringe all'errore gli avversari. Si rimane nella metà campo dei padroni di casa col pallone per Campanelli. Fabrizi chiude in calcio d'angolo. Magrini riceve la battuta del corner, va a giocare con Duro che calcia senza deviazioni, il suo destro termina alto. Bartolucci. Stefanelli controlla col destro, prova a calciare alla sinistra di Ricci che va a rimettere in gioco, corto per Duro. Magrini, Campanelli ha la possibilità di girarsi. Duro alza la sfera a cercare Fonti, chiuso, Magrini e Duro. Possesso per l'11, Campanelli, Magrini.
Fonti. Duro con la punta, Sacripanti, blocca in 2 tempi. Pallone in verticale. Schizza la sfera sul terreno umido. Rimessa laterale per la Lusitana. Fonti prova ad andare via sul destro il numero 9, poi il tacco, cercare Campanelli. Leggermente fuori misura il tocco, ma la sfera è per Leone. Magrini. Leone di prima. Dai, Leo, intermedio. Dai, raga, dai. Cercare un inserimento all'interno dell'area di rigore che però non c'è. Sacripanti potrà andare con le mani a rimettere in gioco. Pallone sulla sinistra dove arriva Bartolucci che lo alza verso il centro. L'uscita di Ricci, il destro sul fondo di Stefanelli. Magrini. Leone, il controllo di Leone che calcia. Sacripanti ancora ci mette i guanti. Fabrizi. Si prende un fallo il numero 12. Non ti ha detto una parola. Non ti ha detto una parola. Una parola di troppo evidentemente per Leone. Almeno secondo il direttore di gara, giallo per il numero 2 della Lusitana, primo ammonito del match. Fabrizi. Alza il pallone Magrini, ci arriva. Stefanelli copre la rimessa laterale. Vai tu Enrico, vai tu, ti batte Enrico. Con la porta, difendiamola, non fa passare sta palla, cazzo. De Angelis all'indietro, Fabrizi controlla in verticale, tentativo di 1-2 che non si chiude, poi una puntata di Fabrizi che gli permette di conquistare il calcio d'angolo. Anzi, la rimessa laterale, battuta all'indietro per Bartolucci. Verticale Bartolucci, non trova nessuno dei suoi. Ricci con le mani, Leone. Suggerimento centrale per Fonti, chiuso. Il numero 9 viene trovato ora da Campanelli, prova ad andare all'1 contro 1 Fonti, chiuso ancora. Magrini dall'altra parte. Suggerimento per Leone, lo scarico. Campanelli, Fonti, Leone. In mezzo a 2, la sfera non esce, si continua a giocare. Alla fine rimessa laterale per la Lusitana. Magrini, Campanelli, Magrini, Leone. Sbaglia il tocco. Oh, ragione. Ancora Leone. Fonti sul mancino, pensa al diagonale, lo prova. C'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Vai, fallo, fai l'1, fai il pivot. Pallone corto per Fonti, in 2 su di lui. Sfera poi all'interno dell'area, si combatte con Sacripanti che subisce il fallo di Campanelli, il quale abbandona ora il terreno di gioco per far posto a Fernandez. Calcio di punizione per il Real Fabrica. Andiamo, dai. Laterale Lusitana. Fernandez gioca corto, Leone. Magrini sbaglia il tocco, può andare Stefanelli. Il tocco per Di Tommaso che va via bene. Il suggerimento verso il centro, Fernandez chiude. Di Tommaso per De Angelis. C'è una deviazione. Calcio d'angolo per il Real Fabrica con Di Tommaso che chiama lo schema. Si fa vedere Bartolucci che lascia per De Angelis il suo diagonale mancino. Murato. Poi il suggerimento all'altra parte, ma Fonti interviene di testa. Leone a scaricare.
Ancora Leone, prova ad andare. Sbaglia però il controllo. Laterale battuta con Di Tommaso che tocca per Stefanelli. La sua conclusione deviata da Magrini. È il 5-0 del Real Fabrica dopo 10 minuti del secondo tempo. Magrini alza con l'esterno. Suggerimento lunghissimo di Sacripanti. Ancora Stefanelli di testa a vuoto Ricci. 6-0 Real Fabrica. Soluzione già provata in un paio di occasioni nel primo tempo. Passivo pesante ora. Duro. Magrini. Pallone in verticale, Fernandez in anticipo, prova a far ripartire i suoi, conquista una rimessa laterale all'altezza della metà campo. Magrini, Leone, ancora Magrini, duro per Fernandez, Leone, si chiude l'1-2, può andare col destro il numero 2. Deviazione in calcio d'angolo. Suggerimento all'indietro. Duro. Magrini. Duro. Leone di prima in verticale, non c'è Fernandez. Attaccati a 13, Leo, attaccati. Laterale per De Angelis, si va a vedere Sacripanti, riceve in questo momento l'estremo difensore che gioca corto con Stefanelli, il quale sbaglia il tocco, Duro può andare, suggerisce in orizzontale per Fernandez, ancora Duro, Sacripanti para e mette in corner. Corner battuto dentro, Fernandez non trova la deviazione vincente, sfera sul fondo. Duro. Fernandez. Magrini. Sottratta la sfera al numero 6, Ricci in uscita. Gioca con i piedi. Lucchetti. Sacripanti. Lunghissimo con i piedi a cercare ancora il colpo di testa di Stefanelli, il pallone rimane lì. Magrini per Fernandez. Si fa vedere Duro che controlla col destro, va a liberare la conclusione. Alta sopra la traversa, time out per i padroni di casa. Puoi riprendere il gioco dopo il time out. Possesso per il Real Fabrica. Duro. Suggerimento con l'esterno, cercare Fernandez, De Angelis. Puntuale la sua chiusura. Leone. Magrini. Fernandez, spalla alla porta, scarica ancora per il 6. Leone.
Magrini dentro l'area a cercare Fernandez, attaccato, cerca il pallone per Duro, poi prova a girarsi in mezzo a due, perde la sfera, rimessa laterale. Fernandez, Leone prova ad andare via sulla destra, arriva sul fondo, fa partire un traversone rasoterra intercettato dalla difesa del Real Fabrica. Lucchetti senza fretta, va a ricominciare da De Angelis. Lucchetti, ultimo tocco di Fernandez, laterale già battuta, il velo per Di Tommaso che va col mancino, trova un'ottima parata di Ricci. De Angelis in verticale, Duro si oppone. Centro Leo. Leo, centro prima. Ce l'hai dietro, è andato via. Di Tommaso per De Angelis che libera il mancino e fa 7-0 al 16° del secondo tempo. Bene, abbassa, dai, se va. Dai, Carlos. Di Tommaso, Stefanelli controlla, suggerimento in verticale, c'è un'irregolarità, sarà calcio di punizione per il Real Fabrica. Giallo sia per Fernandez che per Stefanelli, che stavano discutendo sulla posizione del punto di battuta. Dentro la porta, Luca, dentro la porta. Dentro. No, dentro, faccio di gol. Che fai i blocchi, Vi fate fare i blocchi! La rincorsa con la botta che trova una deviazione, sarà calcio d'angolo. Lucchetti all'indietro, il pallone sul secondo palo. C'è un fallo per la Lusitana. Basso se va. Fernandez prova a girarsi, Campanelli, Caldo. Magrini in verticale, non c'è il controllo di Luozzo e Sacripanti può andare con le mani dal fondo ancora lungo. Campanelli copre, Di Luozzo prova a prolungare questo pallone, Sacripanti ancora lungo, di testa Magrini, fallo laterale. Lucchetti a battere, all'indietro per Di Tommaso, l'apertura poi sulla destra dove Stefanelli controlla e calcia, una doppia deviazione tra cui quella di un suo compagno, può dunque andare con le mani Ricci. Sfera alzata per Magrini che si è mosso bene, controllo con la sfera dentro l'area di rigore, non trova la deviazione vincente di Luozzo. Campanelli, Di Luozzo, Fernandez, destro del 10, deviato in corner.
Corner battuto, sfera dentro l'area di rigore del Real Fabrica con Sacripanti che blocca e va ancora a lungo a cercare il solito Stefanelli. Campanelli in verticale, Di Luozzo controlla, calcia, trova l'opposizione di Di Tommaso in fallo laterale. Si è corner, battuto male, sfera persa, poi Campanelli in pressing solitario, leggerezza di Sacripanti che regala il corner alla Lusitana. Di Luozzo l'1 contro 1 in qualche modo riesce ad andare via, poi Campanelli, Di Luozzo calcia, ancora laterale per gli ospiti. Suggerimento in verticale, ancora la sponda di Stefanelli, riconquista la sfera alla Lusitana con Fonti che può andare in mezzo a due, il calcio di punizione è per il numero 9 della Lusitana. La rincorsa di Simone Fonti che va col mancino, nessuna deviazione, pallone sul fondo. Stefanelli, Di Tommaso, recupera la sfera Fonti che poi prova ad andare via, si distende sulla destra, c'è un contrasto con Sacripanti, il fischio del direttore di gara, a terra sia il 22 del Real Fabrica che il 9 della Lusitana. Si sono rialzati entrambi. Scontro fortuito, nessuna irregolarità ravvisata dal direttore di gara. Rimessa laterale battuta con suggerimento in verticale di Magrini. Ancora l'anticipo di Magrini. Prova ad andare il 6, può pensare alla conclusione. La ritarda di un tempo, murato da un avversario. 3 contro 2 allora per il Real Fabrica con Di Tommaso a di fronte a sé proprio Magrini, rientrata nel frattempo la Lusitana, Lucchetti va via da un avversario defilato sulla sinistra, scarica all'indietro Stefanelli, Di Tommaso lascia il 6, Campanelli a combattere, suo l'ultimo tocco, corner per il Real Fabrica. Pallone all'indietro, è uno schema, la conclusione di Lucchetti. Ben al di sopra della traversa difesa da Ricci. Campanelli. Magrini. Campanelli, Di Luozzo, la sponda di prima, fallo laterale. Sacripanti coi piedi ancora lunghissimo. Dal fondo Ricci, gioca con Campanelli che prova ad andare via, vince un rimpallo. Fonti, Campanelli. Calcio di punizione per la Lusitana. Che va, vieni.
rincorsa di Tagliaboschi che va col destro sul muro avversario. Laterale Lusitana, 26 in questo momento. Campanelli, il diagonale, blocca Sacripanti che va lungo, Magrini in anticipo di testa, ancora Campanelli, calcia addosso a un avversario. Colpito. Ha colpito lì dove nessuno vorrebbe essere colpito. Fallo uscire, no, non ce la fa. Durissima botta per Bartolucci. Anzi no, il Pacelli. Abbiamo chi è? Mandato il capitano da là. Pallone ancora per il Real Fabrica, Magrini a contrasto con un avversario, laterale per la Lusitana. Quasi 28 sul cronometro. Fonti prova a girarsi, va via da un avversario anche il secondo, poi allarga per Tagliaboschi che trova l'opposizione di Sacripanti, un fallo laterale. Laterale battuta corta per il mancino di Fonti. Ribattuto, sarà calcio d'angolo. Ancora Fonti vicino, il tocco è per lui che nuovamente prova a calciare col suo sinistro. Ancora calcio d'angolo. Ancora Fonti, sfera che arriva dall'altra parte, c'è stata un'altra deviazione. Sarà calcio d'angolo, stavolta dall'altra parte, a batterlo c'è Campanelli che tocca per Tagliaboschi. La rimessa laterale è per il Real Fabrica. Un minuto al termine della sfida. Fonti prova ad andare via, allarga per Campanelli, rasoterra di Campanelli, chiuso in fallo laterale. Magrini, Fonti attaccato, si prende un fallo. Fonti alla battuta, addosso a Sacripanti che blocca e va lunghissimo col suo destro direttamente in porta. Ricci tocca, poi pallone sulla traversa e conclusione svirgolata. Ecco il triplice fischio, finisce 7-0 per il Real Fabrica di Roma sulla Lusitana, una partita a senso unico, quarto successo consecutivo per i padroni di casa che salgono a quota 18 in classifica, sesto successo in 7 gare per la Lusitana, terza sconfitta consecutiva in campionato, rimangono a quota 4 i ragazzi di Paternò e prosegue il loro momento 9.